tante cose che uno magari pensa che siano un prodotto dell'ultimo momento, a livello sperimentale, ma non solo perché le tracce rimangono, siano passate e siano automaticamente diventate qualcosa che fanno parte addirittura oramai della storia, essendo passato molto tempo. Aiuta anche a smontare diversi luoghi comuni sulla storia del cinema e della fotografia, l'impressionante quantità di tesori che dalla lanterna magica alle prime macchine da prese e proiettori Carlo Montanaro custodisce a Cannaregio, nel cuore di Venezia. Le fotografie in 3 dimensioni o a 360 gradi, ad esempio, si scattavano con apparecchi in vendita già alla fine dell'Ottocento e a inizio Novecento ci si poteva tranquillamente proiettare in casa un film proprio in programmazione nelle sale, quasi 70 anni prima che si diffondessero i videoregistratori. Ognuno aveva l'opportunità di poter realizzare i suoi film, di poterli montare e vedere in casa. La pellicola più piccola che fosse disponibile per comprare pezzi di film già visti, conosciuti, cartoni animati, ma non solo, ma poi anche per girare i propri film che erano in copia unica però. Ex preside dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, docente in quella che fu la risposta di Ca' Foscari al Times di Bologna, tra i fondatori della giornata del cinema muto di Pordenone, Carlo Montanaro si definisce storico del vedere e questa veduta in movimento, come si diceva allora di Piazza San Marco, è stata ripresa nell'estate del 1896 da un tecnico dei fratelli Lumière. L'ultima fatica di Montanaro, infatti, è una mostra sotto le procuratie vecchie per festeggiare i 30 anni dell'Associazione Piazza San Marco proprio sui tanti modi in cui il cuore di Venezia è stato immortalato su pellicola. Io cerco di documentare tutti i passi, così come sono piuttosto esperto proprio per passione di tutti i passi che hanno creato lo sviluppo della cinematografia da quando è nata fino a quando è diventata inesistente, perché oggi è pura matematica, sono tutti algoritmi e quindi mi piacciono molto di meno.